effetti del Green Pass nella Marca, mentre sono 10 gli insegnanti già sospesi. La provincia con Mom sta monitorando il fronte degli autisti dei bus. Pronti alle sostituzioni, dice il presidente Marcon. Dall'assessore Donazzan l'appello ad abbassare i toni. Sanzione di 6.000 euro per un locale di Montebelluna. Nel corso di un controllo i carabinieri sorprendono titolare cameriere senza mascherina. Quest'ultimo lavorava in nero. Una 33enne di origini trevigiane perde la vita nel veneziano schiantandosi in moto contro un albero. Stretta della polizia locale contro alcol e velocità, 4 patenti ritirate in una sola notte. Di fronte all'escalation di femminicidi in Veneto è sceso in piazza a Treviso il coordinamento Non Una di Meno sulla violenza contro le donne. Servono risposte strutturali, l'autorità alle istituzioni. Commemorazione laica con musica e poesie alla Parco Bissuola per Federico Lugato, l'escursionista di 39 anni che ha perso la vita in Valtoldana. Apertura questa mattina nell'ex base NATO del Cansiglio della 2 giorni dedicata a Venezia e alle sue foreste. Qui è emersa la volontà da parte della Regione di supportare lo sviluppo di una filiera veneta del legno certificato. Inaugurata a Castelfranco Veneto la mostra dedicata al pittore Noè Bordignon nei 100 anni dalla morte, nei suoi quadri paesaggi e scorci familiari del Veneto tra fine 800 e inizio 900. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione trevigiana gli effetti del Green Pass nel territorio provinciale. Sono già 10 i docenti sospesi, ma la provincia con Mom in particolare sta monitorando un altro fronte, quello degli autisti del trasporto pubblico locale. Siamo pronti alle sostituzioni, dice il presidente della provincia Stefano Marcon, mentre sulla tematica dei prof Novax interviene anche l'assessore Donazzan. Abbassiamo i toni, dice. È un problema che dovremo affrontare, c'è una percentuale fisiologica anche all'interno dei nostri dipendenti pubblici che non si dota di Green Pass. Applicheremo le regole, verranno sospesi dal servizio senza stipendio coloro che non hanno il Green Pass e ci attiveremo per le procedure di sostituzione di questi dipendenti. Pronti a sostituire i dipendenti pubblici senza Green Pass, a cominciare da quegli autisti della Mom che non provvederanno a vaccinarsi o a effettuare il tampone. Le proiezioni al momento non sono da sottovalutare, soprattutto se si guarda all'aspetto organizzativo e al fatto che spesso gli autisti di pullman non sono facilmente reperibili. Siamo nella media del 10-15% da quel che mi dicono un po' in generale, che sostanzialmente è quel che circola anche a livello nazionale. La linea della provincia, ente competente in materia di edilizia scolastica e trasporti, è questa: 2 giorni dall'ok all'estensione dell'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati e a una settimana esatta dall'inizio della scuola. Avvio che, dice il presidente, è stato positivo nel terzo anno contrassegnato dalla pandemia. Sono state messe in pista delle corse aggiuntive, sono stati messi in pista degli steward che controllano a terra la capienza degli autobus e ribadisco, movimentare 39.000 studenti non è cosa che possa non avere qualche piccolo margine di miglioramento. Altro fronte, quello dei docenti già sospesi per non aver presentato il Green Pass e che si trovano ora senza stipendio, una decina nella Marca. Numeri che sono ridotti anche nel resto del Veneto a fronte di 95.000 insegnanti e collaboratori scolastici. E a proposito dei prof Novax, dall'assessore regionale Donazzan arriva un appello. Anche sul tema delle vaccinazioni, visto che stiamo spiegando, si abbassino i toni, si spieghi, si cerchino i medici, perché io sono vaccinata, ma devo anche rispettare chi non può o non vuole essere vaccinato. Abbassare i toni significa non essere alla caccia all'uomo, perché la caccia all'uomo poi porta a delle degenerazioni e gli estremismi portano a delle degenerazioni da una parte e dall'altra. I carabinieri di Montebelluna con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Treviso ha effettuato uno specifico servizio antidegrado e di contrasto al lavoro nero nella zona residenziale di Piazza Corte Maggiore di Montebelluna, già da tempo monitorata dai militari come comparto 5. Nel corso dell'ispezione congiunta è stato sorpreso un ragazzo italiano che serviva i clienti all'interno di un bar senza regolare contratto lavorativo e senza mascherina, così come il titolare, quindi non c'erano i dispositivi di protezione. Sono scattate quindi la segnalazione all'autorità giudiziaria e la sanzione pecuniaria per un totale di 6.000 euro. L'attività commerciale è stata temporaneamente sospesa.
Vi raccontiamo adesso l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto. Vittima un giovane di 33 anni di San Donà, originario della Marca trevigiana, che è morto ieri pomeriggio schiantandosi in moto contro un albero. Si è schiantato con la moto contro un platano lungo la provinciale 42 all'altezza del centro di La Salute di Vicenza. Andrea Santagà, impiegato di 33 anni, originario di Treviso ma residente da poco tempo con la compagna a San Donà di Piave, è la quarta vittima questa estate registrata lungo la Jesolana. L'incidente è nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18 Andrea, grande appassionato di moto, ha perso il controllo della sua Yamaha finendo contro un albero e morendo praticamente sul colpo. Dopo il violento impatto contro il platano, la moto è rimasta in carreggiata, ma il 33enne è stato sbalzato nel fossato al lato della strada. I soccorsi sono stati tempestivi, ma malgrado le manovre rianimatorie, il giovane centauro non si è più ripreso. Un tratto di strada tristemente noto, quello in cui ha perso la vita Santagà, ritenuto da sempre il più insidioso e che già ha mietuto delle vittime in passato. Un testimone ha raccontato di aver visto la moto zigzagare prima di finire contro l'albero. Santagà ha cercato di mantenerla in carreggiata senza riuscirci. E sono 4 le patenti ritirate questa notte dalla Polizia Locale di Treviso. Gli agenti hanno fermato 2 giovanissimi e 2 quarantenni residenti nell'Interland. In particolare un 41enne di Roncada è stato intercettato sulla Feltrina mentre viaggiava a 117 km/h, superando di oltre 60 il limite consentito. Inoltre il conducente era in stato di ebbrezza alcolica. Un 23enne invece residente a Casale sul Sile, sempre in nottata, non si è fermato all'alt degli agenti mettendosi in fuga, ma dopo un inseguimento è stato alla fine bloccato dagli agenti, spiega il comandante della Polizia Locale di Treviso Andrea Gallo, che hanno accertato anche lo stato di ubriachezza che superava di 4 volte il limite consentito nel sangue. Infine un 22enne residente a Treviso è stato fermato a 110 km/h in un tratto con limite a 50 in grave stato di ebbrezza alcolica anche lui. Per questo soggetto è scattato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria. Intanto prosegue in nome della sicurezza stradale il viaggio attraverso l'Italia di Andrea Dan, ormai soprannominato il Forrest Gump della sicurezza stradale. La sua marcia a destinazione Roma era iniziata il 31 agosto scorso da Piazza dei Signori e in queste settimane ne ha fatta di strada Andrea Dan, tutta rigorosamente a piedi per incontrare sindaci e associazioni, così da sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale, in particolare sulla necessità di dotare i motociclisti di dispositivi airbag di ultima generazione. Un appello diretto al governo di fronte alla strage silenziosa di quest'estate, con il picco di incidenti registrata proprio nel Trevigiano. In queste ore nel Mugello, scortato da alcuni boy scout, lunedì Dan sarà accolto a Palazzo Vecchio dagli amministratori di Firenze, tra gli incontri anche quello con Antonio Tajani. L'obiettivo resta però Roma, ma non sarà una toccata e fuga. È da capire le tempistiche, tanto per dire, governative, del decreto governativo, del Consiglio dei Ministri, perché se il Consiglio dei Ministri, per poter attivare questo decreto sul codice della strada, questi fondi europei, si prendono 1 mese, 2 mesi, io da lì ho un camper già che mi sta aspettando per poter dormire a Roma e sempre nel massimo rispetto delle regole, da lì non mi muoverò. In tanti lo hanno ribattezzato il Forrest Gump della sicurezza stradale, battaglia iniziata a fine anni 90 dopo aver perso la figlia Manuela in uno scontro. A ospitarlo in questi giorni famiglie, comuni e parrocchie, una battaglia che però deve fare ancora molta strada. Mando un invito a tutto il Consiglio dei Ministri, mando un invito al Premier: fate presto con la prevenzione. Ed è una donna sui 50 anni la cui identità resta ancora da accertare. La persona investita questa mattina poco prima delle 6 lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine al confine tra Susegane e Santa Lucia di Piave. Non si sarebbe trattato di un incidente, la donna si sarebbe stesa sui binari e avrebbe atteso l'arrivo del treno. L'episodio in via Foresto, dove è intervenuta per i rilievi la polizia ferroviaria. Traffico così sospeso in quella tratta per un paio di ore. Sempre per la cronaca, continua l'arrivo nella Marca di cittadini afghani probabilmente in fuga dall'inferno dell'Afghanistan, nascosti a bordo di tir che viaggiano da una parte all'altra dell'Europa. L'ultimo caso a Gaiarine.
Altri 4 cittadini afghani sono arrivati nella Marca nascosti in un tir. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Conegliano sono intervenuti a Gaiarine, in via Bruna, dove il titolare di una ditta di mobili ha chiamato il 112 perché, scaricando un autocarro condotto da un sessantenne di origini bulgare, si è trovato di fronte ai 4 clandestini privi di documenti, ma con tutta probabilità afghani in fuga dal paese d'origine. Stando alle prime verifiche, il camion partito dalla Bulgaria è giunto al valico di Trieste dopo aver attraversato Croazia e Slovenia. Solo una settimana fa, l'11 settembre, altri 5 giovani erano stati scoperti a bordo del cassone di un auto articolato diretto in un'azienda di Casier dove doveva consegnare del materiale plastico. I 4 arrivati ieri, tutti maschi, maggiorenni in discrete condizioni di salute, su disposizione della prefettura sono stati accompagnati in una delle strutture di accoglienza della provincia. E l'ultima settimana ha segnato in Veneto un'escalation di femminicidi forse senza precedenti, e così è sceso in piazza a Treviso questa mattina il movimento Non Una di Meno, che ha lanciato un preciso messaggio alle istituzioni. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una di meno. Il colore rosa si è impossessato di una città rannuvolata al termine della settimana forse più tragica sul fronte delle violenze di genere della storia recente del Veneto. Rita Menze, Alessandra Zorzin e poi Doriana Cerqueni, gli ultimi volti di una terrificante scia di sangue che ha riguardato il territorio regionale e nazionale. Solo in questo mese qui sono state uccise 8 donne, 8 femminicidi, che praticamente è quasi uno al giorno. Senza contare che da inizio anno, solo quest'anno, sono almeno 50 i femminicidi avvenuti. Ecco, credo che questa non sia più un'emergenza, cioè parlare di emergenza è una presa in giro. Credo sia un fenomeno e che sia una violenza sistemica e endemica. Un fenomeno, non un'emergenza, questo hanno ribadito le manifestanti di Non Una di Meno, che si sono date appuntamento al ponte dell'università, colorandolo di nastri che invitano a una profonda riflessione su cultura ed educazione. Non bastano le leggi, l'abbiamo visto con la 194, l'abbiamo vista con le 1000 domande sul DDL Zan, non è una legge che tutela i corpi di tutte, tutti e tutto. Abbiamo bisogno di un cambio sistemico della formazione nelle scuole e mi appello anche a voi, mass media, di usare una narrazione che non sia tossica. Non è un gigante buono, il raptus non esiste, è un uomo, è un figlio del patriarcato che decide di uccidere una donna in quanto sua proprietà, in quanto la vita di questa donna non esiste. C'è poi il nodo di un sostegno effettivo ai centri antiviolenza e più in generale al supporto della vittima. Non prendiamoci in giro, l'Italia è dentro la Convenzione di Istanbul, ma cosa sta facendo per finanziare i centri antiviolenza? Chiediamo anche a livello comunale e regionale cosa vogliamo fare per quella che non è un'emergenza, ma è un fenomeno continuo purtroppo. È ora di dare delle risposte chiare. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una di meno. E di un fenomeno parlano anche i numeri di telefono rosa. Nella Marca oltre un centinaio le donne vittime di violenza supportata. Pochi giorni fa una donna è stata accolta dall'associazione Telefono Rosa e portata in una struttura protetta della Marca. È una delle tante, delle troppe vittime di violenza. Dopo i femminicidi nel Vicentino torna sotto i riflettori un fenomeno che si è aggravato ancor più con la pandemia. Le donne, soprattutto nel lockdown, chiuse in casa vicino al loro compagno violento, è chiaro che spesso telefonavano andando in bagno di nascosto, noi non potevamo richiamare, senz'altro la pandemia ha aggravato. Sono state tantissime le chiamate arrivate a Telefono Rosa, donne che chiedevano aiuto, molte hanno trovato la forza di farsi aiutare. Abbiamo accolto 115 donne e l'anno scorso 180. Un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che dovrebbe essere sradicato dalla radice. Finché noi pensiamo di risolvere il problema prendendosi cura della donna violata, della donna succube, della donna che per fortuna prende il coraggio a 2 mani e viene a denunciare, questo problema non potrà mai sradicarsi. La rete tra le forze dell'ordine, le associazioni, le istituzioni c'è, ma bisogna agire anche nelle scuole, bisogna fare prevenzione. Cerco di fare nelle scuole sempre più una prevenzione, una formazione dei docenti perché a loro volta possano formare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. Perché maschi e femmine si nasce, ma uomini e donne si diventa.
Poi aggiunge: o la scuola riesce a accompagnare questa maturazione dell'identità di genere in modo di avviare tutti verso la parità, o altrimenti succederanno ancora queste cose. L'appello a tutte le donne che si trovano in una situazione di pericolo a non aspettare, a non pensare che la situazione possa cambiare, ma chiedere aiuto. C'è una rete al di là del telefono rosa che cerca di intervenire per proteggere queste donne in difficoltà. Magari confidarsi, non vergognarsi, parlare con le amiche e senz'altro aprendosi troveranno qualcuno che le indirizza dalla parte giusta. Andiamo ora ad Arcade, dove solo in 3 hanno partecipato al bando per un posto indeterminato in comune, con il sindaco Gazzabin che si domanda come mai molti percettori del reddito di cittadinanza non abbiano aderito. Se a 20 anni avessi avuto la possibilità di fare un concorso pubblico, l'avrei fatto per fare l'operaio. E invece ad Arcade, ai tempi nostri, succede l'esatto contrario. Al bando per un contratto a tempo indeterminato da operaio comunale, in scadenza il 27 settembre, hanno partecipato finora solo in 3. Una scarsissima adesione che ha fatto sbottare il sindaco Fabio Gazzabin. Cioè non trovo una motivazione valida per dire, almeno ci provano. Dico, è un concorso per ingegnere nucleare, è chiaro che hai fatto una selezione e via, ma per fare l'operaio, sono a casa, sono in difficoltà magari economiche, ho una famiglia da aiutare, eccetera, provo. Un posto fisso da operaio, richiesta professionalità di base, nessun limite di età, 36 ore settimanali, 13 mensilità da 1.200 euro, 32 giorni di ferie. Il sospetto del sindaco è che più di qualcuno preferisca starsene a casa. Se io guardo le mie liste nel comune di Arcade, dove ci sono presenti persone che godono del reddito di cittadinanza, che conosco anche direttamente, e mi faccio delle domande, come sei sano, stai bene, perché non fai domanda per avere un lavoro a tempo, ripeto, indeterminato? Un'opportunità, ribadisce Gazzabin, non solo per i giovani, ma anche per chi ha superato gli ANTA. Mi riferisco sia ai ragazzi, ma specialmente a quelle categorie che per motivi del Covid, dell'azienda ha chiuso, eccetera, magari hanno appunto 50-55 anni, sono vecchi per l'industria, non riescono più a entrare, possono almeno partecipare. Do il beneficio, diciamo, a chi forse è stato distratto. Quindi adesso andremo a riproporlo e via. 100 volontari della protezione civile impegnati a Castello di Godego per una giornata di esercitazioni, ma ci racconta tutto Luisa Bertini. Ricevuto, grazie. La concitazione, le squadre pronte, il centro operativo comunale aperto per l'emergenza. Qui si raccolgono le comunicazioni ufficiali e si pianificano gli interventi, ma fortunatamente è solo un'esercitazione, una delle tante che si sono svolte nel corso della giornata a Castello di Godego. 100 volontari della protezione civile con squadre arrivate da Treviso, Mogliano, Macerata, Zero Branco, Paese hanno iniziato in mattinata con la prova di evacuazione delle scuole, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, per poi cimentarsi nei diversi scenari di intervento. Le simulazioni sono relative a rischio idrogeologico, rischio idraulico, selvicoltura, ricerca persone scomparse, montaggio campo base e monitoraggio argini. Nella fattispecie di questo scenario abbiamo un volontario che è stato colpito da un albero che è caduto ed abbiamo appena chiesto l'intervento dell'ambulanza. Serve intervento medico allo scenario numero 3. Data che non è stata scelta a caso perché si tratta del 10° anniversario dalla fondazione della Protezione Civile di Castello di Godego. È stato scelto oggi perché si collega a quello che è l'anniversario, un po' i festeggiamenti all'anniversario di fondazione della locale associazione Protezione Civile, che ha svolto finora un ruolo assolutamente eccellente anche di prontezza operativa in occasione anche di vari eventi. Oggi si è voluto simulare appunto un evento legato a una condizione meteorologica avversa di grado molto interessante, molto pericoloso da questo punto di vista. Si è tornati a parlare di Prosek, del caso Prosek, oggi al G20 dell'agricoltura a Firenze. Lo ha fatto il ministro delle politiche agricole e alimentari Stefano Patuanelli, che si è detto decisamente ottimista sul caso. Lo sono, ha detto Patuanelli, perché i precedenti sono evidenti. Uno riguarda il Tokai. La motivazione per cui è stato vietato l'utilizzo al nostro paese del nome Tokai sarà identica alla motivazione per cui l'Unione Europea vieterà alla Croazia l'uso
l'uso del Prosec. Patuanelli che ha confermato come si sia subito attivato un tavolo tecnico al Ministero. Tra l'altro Patuanelli riferirà martedì al Senato nel corso di un'informativa. Andiamo adesso in Cansiglio, dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico per la Casa Forestale della Solidarietà. 40.000 euro il finanziamento, sostenuto interamente dalla Savno. Se lavoriamo tutti quanti nella stessa direzione, le cose diventano più semplici. Un concetto che può apparire scontato, ma che nel caso della Casa Caldoten della Solidarietà in Cansiglio si è concretizzato in un impianto fotovoltaico di ultima generazione. Aver tolto un generatore vecchio diesel e aver messo un bel impianto fotovoltaico. Il futuro è green, abbiamo lavorato in questa direzione, ringrazio Savno. Un impianto importante per la Casa Forestale di Veneto Agricoltura che ospita i ragazzi speciali della Cooperativa Solidarietà. Persone che diversamente abili, quindi persone che possono d'estate soprattutto godere del fresco della nostra montagna. È stata una soddisfazione enorme vederli tutti felici e sentirsi ringraziare da loro ha dato una soddisfazione enorme. Saremo noi che dovremmo ringraziare loro. Oltre 40.000 euro versati da Savno, che investe parte dei guadagni costantemente sul fronte della solidarietà ma anche della sostenibilità ambientale. Adesso sono 4 piccole batterie al litio che peseranno 30 kg l'una. Prima 2 camion, come minimo c'è stato su 30 tonnellate sicuro, qua e su, tra qua e Pizzocchi insomma. Quindi anche quello è un aiuto all'ambiente, non c'è più tutti gli scarti delle batterie che sono abbastanza anche difficili da smaltire. Tutto con uno sguardo al futuro, non del singolo ma dell'intera comunità. L'impegno che ognuno di noi deve prendersi, non solo il sindaco, è di essere vicini a queste realtà, essere vicini a questi ragazzi, vicini alle loro famiglie, perché dobbiamo ragionare da comunità. Poi c'è chi, come loro, si assume la responsabilità di gettare il cuore oltre all'ostacolo, però poi hanno bisogno dell'aiuto di ognuno di noi e credo che come trevigiani dobbiamo davvero renderci conto che siamo fortunati ad avere una realtà come la Cooperativa Solidarietà nel nostro territorio e anche qui in Comune di Fregona con questa straordinaria casa che oggi ha in più anche la corrente elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici. Per noi adesso c'è la pubblicità, fra poco. Rientriamo in studio e ritorniamo a Venezia, al Lido di Venezia, per il grande successo che è stata la mostra del cinema 2021, dove si è tenuta la consegna dei premi alla carriera agli attori veneti. Veneto, set ideale per le produzioni cinematografiche e Veneto sempre più protagonista in un settore che nell'ambito di un panorama artisticamente vivace attraversa una fase di crescita sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. A Lido di Venezia, nei giorni della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la consegna dei premi alla carriera Attori Veneti 2021. Abbiamo premiato gli attori Tiziano Zampini, Francesca Retondini nel film Il piccolo vescovo. Per Francesca Retondini migliore interpretazione e per Tiziano Zampini miglior attore protagonista, perché hanno dato il massimo di se stessi in questo film per raccontare un film biografico del vescovo Monsignor Giuseppe Carraro. Il cinema non è solo un mezzo di intrattenimento nelle sue forme più alte di espressione culturale e artistica, è anche un comparto che genera posti di lavoro, oppure ancora una testimonianza di identità e un volano per la conoscenza di un territorio. L'obiettivo proprio nei miei film era promuovere il territorio, ma far conoscere proprio dei personaggi come Sant'Augusta, San Tiziano, che si ricollegano alla storia ma anche ai prodotti tipici. Come tante realtà produttive, anche l'industria cinematografica ha conosciuto una battuta d'arresto col coronavirus, una fase che il settore intende lasciarsi alle spalle il prima possibile. I giovani del territorio trevigiano si sono dati appuntamento oggi a Silea per una giornata di condivisione e cultura promossa dalla Consulta Giovani e dal Comune. Nel programma la visita alla chiesa di Cendone, il giro in barca per Sant'Elena e Casale sul Sile con Rossana Potente, Nevio Lucchese, profondi conoscitori del fiume Sile e della sua storia. L'evento, precisano gli stessi organizzatori, si è svolto in totale sicurezza con tanto di Green Pass.
E oggi Castelfranco Veneto e San Zenone degli Ezzelini hanno celebrato l'artista Noè Bordignon a 100 anni dalla morte con una mostra monografica che ripercorre l'arte e la vita dal realismo al simbolismo. Taglio del nastro che inaugura ufficialmente la riscoperta di uno dei protagonisti dell'arte veneta, Noè Bordignon, con una monografica nei due comuni che segnano l'inizio e la fine della sua vita, Castelfranco Veneto e San Zenone degli Ezzelini. Inizialmente con le due sedi espositive, Casa Giorgione a Castelfranco Veneto e Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini, ma anche itineranti in tutti quei comuni dove Noè Bordignon ha lasciato il segno, dove ha lasciato delle opere veramente meravigliose, partendo ad esempio dal comune di San Zenone, dove c'è il Giudizio Universale, una tra tutti, una delle opere magnifiche del Bordignon, e girando tutti gli altri comuni che sono coinvolti. È tra le province di Treviso e Vicenza che si snodano gli itinerari concepiti per svelare l'artista anche nella sua attività di frescante, per un evento che parla di ripresa all'insegna dell'arte. Porterà ricchezza sostanzialmente e darà ricchezza, perché è una mostra di area vasta, coinvolge 13 enti locali, 2 province e quindi interprovinciale, e metterà a disposizione dei visitatori le bellezze e tutte le opere, o tante opere di Noè Bordignon. Celebrazione del centenario che causa Covid è stata posticipata di un anno, con le 60 opere che ripercorrono la carriera dell'artista. Grande interprete della vita popolare e straordinario pittore sacro, Bordignon ha saputo rappresentare lo spirito del tempo nel Veneto della seconda metà dell'Ottocento. Dai paesaggi alla dimensione intima e domestica della ritrattistica, in cui rivivono radici e valori del territorio. I suoi studi in accademia alla fine dell'Ottocento, il suo percorso a Roma come esito alla Mosca Cieca, il famosissimo dipinto delle gallerie dell'Accademia, e poi le bellissime scene veneziane e, ancora più particolari, le opere ambientate agli interni delle umili case di San Zenone e della campagna veneta. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese la commemorazione civile che si è svolta questo pomeriggio a Mestre per Federico Lugato, il 39enne mestrino morto in Balla Zoldana, e per cui si era mobilitata un'intera valle e non solo. In molti nel pomeriggio alla pista di pattinaggio del Parco Bissuala di Mestre hanno voluto prendere parte alla cerimonia laica in onore di Federico Lugato, il 39enne originario di Trivignano ma residente a Milano, che lo scorso 26 agosto è scomparso in Val Zoldana nel Bellunese ed è stato ritrovato dopo 18 giorni di intense ricerche senza vita. La moglie Elena Pancera non si è arresa fino all'ultimo, ha sempre sperato di ritrovare il suo amato Federico, l'uomo con cui, come ha scritto per ricordarlo, ha condiviso un grande amore, un amore che non si spegnerà mai. Abbiamo letteralmente spostato le montagne per trovarlo e lo abbiamo trovato. Quindi ora gli tocca la commemorazione in pompa magna. Del resto glielo avevo detto già a gennaio, per il suo 39esimo compleanno, che abbiamo festeggiato tristemente rinchiusi via Zoom. L'anno prossimo, per i tuoi 40 anni, facciamo una festa epica. E quindi oggi stiamo solo anticipando di qualche mese quella festa lì, dai. Per Federico, nel corso della commemorazione, musica classica e poesie. In mattinata presso il cimitero di Trivignano si è svolta invece una benedizione cui hanno preso parte i familiari. Nel pomeriggio la commemorazione al Parco Bissuola. Questa commemorazione è stata chiesta a gran voce. Tutti quelli che lo hanno amato volevano esserci. Ora che Federico manca è sorprendente come siano tanti i ricordi di lui con lui. Dal giorno della scomparsa in circa 900 persone, tra soccorsi ufficiali e volontari, si sono impegnati nelle ricerche, senza contare gli appelli sul web di chi seguiva accuratamente la vicenda.
Questo l'applauso in tributo di Federico Lugato. E c'è stata una tragedia sfiorata oggi in montagna, in Marmolada. Attorno alle 12:15 la centrale del 118 è stata allertata per un escursionista ruzzolato una cinquantina di metri sul ghiacciaio che stava risalendo con un gruppo di persone individuato dalle coordinate e il punto in cui si trovava un 26enne tedesco. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha sbarcato un'equipe medica e tecnico di elisoccorso con un vericello di una ventina di metri a 2760 metri di quota. Il ragazzo, che lamentava dolori in diversi punti, è stato imbarellato e issato a bordo per essere trasportato all'ospedale di Belluno. In Cansiglio ora per l'apertura questa mattina nell'ex base NATO della 2 giorni dedicata a Venezia e alle sue foreste. Qui è emersa una proposta, una forte volontà, quella di supportare lo sviluppo di una filiera veneta del legno certificato. È da qui che deve partire appunto un collegamento forte per le prossime generazioni tra quello che è stato la storia del nostro Veneto e di Venezia, con la centralità appunto delle foreste, e nell'ambito climatico e dell'ecologia appunto un passaggio verso le nuove generazioni, con tutto quello che sarà appunto il futuro, collegato tra l'altro al PNRR e ai suoi importantissimi investimenti. Investire nelle nostre foreste per tutelare il territorio è uno dei messaggi lanciati oggi nel corso della 2 giorni organizzata in Cansiglio da Longarone Fiere e Veneto Agricoltura. Bisogna ritornare a produrre legno di qualità, bisogna ritornare a coltivare le foreste e poi successivamente pensare al resto, al fuoriforesta, all'agroturismo e alla sostenibilità ambientale. Legno Veneto certificato per una filiera di alta qualità. La foresta del Cansiglio ha un potenziale di sviluppo incredibile. Adesso ha fatto vedere a tutto il mondo, direi, come si possono gestire le foreste, e questo è solo un piccolo aspetto di quello che può fare. Quindi produrre legno di qualità, legno certificato. Siamo i primi a essere certificati in Italia in alcune certificazioni importantissime di sostenibilità. Legno che però viene acquistato dalle segherie austriache, che poi ce lo rivende con i tavolati. Torna qui come legno lamerale, come X-Lam, con le migliori tecnologie. Ecco, dobbiamo completare, c'è un buco nella filiera. Non siamo in grado di trasformare con le migliori tecnologie quel legno in quel valore aggiunto che sta al passo con i tempi. Perché va detto che se da qui la Serenissima ha costruito la sua flotta per secoli invincibile, oggi sempre da qui può svilupparsi un intero comparto dedicato alla bioedilizia, ideale continuazione di una gestione del bosco che dura da oltre mezzo millennio. Continuare i piani di gestione che, ripeto, da 500 anni qui trovano storia, esempio, vanno aggiornati sicuramente con specie particolari, con modalità anche di gestione della silvicoltura nuova, quindi meccanizzazione spinta, anche legni pregiati che devono essere trattati diversamente rispetto ad altri. Temi centrali di questi 2 fine settimana organizzati da Longarone Fiere per la prima volta fuori dagli storici padiglioni, dove accanto ai dibattiti sul futuro della silvicoltura ci sono state anche prove pratiche con macchine innovative per il taglio e la selezione degli alberi. Abbiamo avuto circa 5.000 visitatori, che sono numeri importanti per una piana come quella del Cansiglio, che si è fatta conoscere a un pubblico sicuramente più vasto, ma ha dato la possibilità di avere degli spunti di riflessione importanti sul futuro della foresta e del bosco. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi è tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie come sempre per l'attenzione, buona serata, buon sabato. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Un impulso temporalesco proveniente dall'Atlantico causerà un tempo decisamente instabile nella giornata di domenica 19 settembre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto maltempo diffuso, tutta la regione sarà interessata, come vediamo, da piogge diffuse. Localmente potranno essere anche di forte intensità. Non si escludono grandinate, raffiche di vento e locali nubifragi, dunque prestate la massima attenzione. Clima un po' più fresco, con temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 25 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, avremo temporali diffusi, a tratti saranno anche moderati, ma migliorerà nel corso della notte. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 22-23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui condizioni di tempo perturbato, attenzione a rovesci localmente violenti. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.